Traffico deviato per chi da Venezia arriva a Mestre dal cavalcavia della Vempa per il ripristino del guardrail incidentato dal 50enne scampato alla morte mentre era alla guida della sua auto. Caso Cecchettin, saranno assegnati mercoledì dalla Procura di Venezia gli incarichi ai periti che dovranno analizzare le tracce di sangue trovate nell'auto di Turetta ed il contenuto di telefoni e PC. Nel giorno dell'anniversario del delitto di Isabella Noventa, Manuela Cacco, condannata per la complicità nell'omicidio, potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per fare volontariato. Si è assentato dal lavoro per anni dicendo che doveva assistere la mamma. Un radiologo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Venezia accusato di truffa. Fiaccolata e presidio regionale dei dipendenti precari delle poste oggi pomeriggio a Mestre per dire no alla privatizzazione dell'ente. Da domani, con l'apertura del sito attraverso cui prenotarsi, parte ufficialmente la fase sperimentale di introduzione al contributo d'accesso per Venezia. La cerimonia di oggi ci restituisce nell'immediatezza la crudeltà e l'orrore dei campi di sterminio nazisti, a dirlo la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia durante la posa di 26 pietre d'inciampo tra Venezia e Mestre. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Vediamo subito, come ogni lunedì, il nostro sondaggio di quest'oggi dedicato alla politica. Tensioni per le regionali, il centrodestra si spacca? Questa è la domanda alla quale vi chiediamo di esprimere la vostra opinione, come sempre attraverso una telefonata ai due numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del nostro sondaggio verrà reso noto questa sera nel corso di Ring, in onda a partire dalle 21. E la cronaca ora in apertura, perché da oggi pomeriggio il traffico per chi da Venezia arriva a Mestre è deviato dal cavalcavia della Vempa per il ripristino del guardrail che è stato abbattuto l'altra notte da un'auto rimasta in bilico appunto sul cavalcavia, lo stesso dove lo scorso ottobre si verificò la strage del bus precipitato. Ero in ansia, correvo veloce perché era suonato l'allarme di sicurezza della mia fabbrica, stavo andando a capirne e sincerarmi le ragioni. Le prime parole a soccorritori e forze dell'ordine dell'imprenditore mestrino di 50 anni che all'alba di domenica è letteralmente scampato alla morte dopo l'incidente avuto lungo il cavalcavia della Vempa a Mestre, a circa 500 metri di distanza, dove il 3 ottobre scorso ci fu la strage del bus con 21 morti. Lì c'è il limite di 50 km all'ora, siamo in una curva, siamo in un punto delicato e lì si è andato al di fuori di ogni limite di immaginazione della velocità. Domenica il cinquantenne sembra invece procedesse almeno a 100 km/h quando, anche a causa della strada ghiacciata, viste le basse temperature, si è schiantato in corrispondenza della curva a gomito contro il guardrail, sfondandolo e rimanendo a bordo dell'auto sospesa a mezz'aria a 10 metri d'altezza. Una scena a dir poco da brividi, eppure, sebbene sotto shock e fortemente provato, è rimasto miracolosamente illeso e capace di scendere dall'auto per chiedere aiuto. Un appello, la gente deve rispettare i limiti di velocità. Non si può liquidare la gravità del fatto con affermazioni del genere, la risposta di Stanza Boraso del gruppo consigliare Tutta la città insieme, che aggiunge: e se fosse stato un bus si potrebbe avere meno rischi posizionando semafori dissuasori o un autovelox. Mentre il PD chiede l'istituzione di una commissione per far luce sullo stato di manutenzione dei viadotti della città. Oggi già al lavoro tecnici e forze dell'ordine per il ripristino del guardrail danneggiato, con deviazione alla circolazione per i veicoli che da Venezia si dirigono verso Mestre Centro, con indicazioni verso le vie Torino e Marghera. Lo dico in maniera chiara, non possiamo chiudere il punto di accesso principale alla città di Mestre. Abbiamo dei progetti, in corso abbiamo l'intervento sul cavalcavia superiore di 6,4 milioni per rifare tutto il guardrail e la messa in sicurezza.
Mercoledì prossimo saranno attribuiti gli incarichi ai periti che analizzeranno le tracce di sangue trovate nell'auto di Filippo Turetta, il 22enne reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, e sui dispositivi elettronici, telefonini e computer rinvenuti nella stessa auto. I RIS analizzeranno anche le tracce di nastro adesivo e quelle sui 2 coltelli, uno trovato in auto, l'altro spezzato nel parcheggio di Vigonovo dove è avvenuta la prima aggressione. Il quesito posto ai consulenti della Procura sarà quello di fare chiarezza sulla dinamica e sul luogo della morte di Giulia per capire se e quando è stata caricata sul sedile posteriore della Punto e se fosse già morta in quel momento o se sia stata uccisa con le ultime coltellate all'interno della vettura. Nel giorno dell'anniversario del delitto di Isabella Noventa, Manuela Cacco, condannata per la complicità appunto nel delitto, potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per fare volontariato. 8 anni fa, la notte tra il 15 e il 16 gennaio del 2016, Isabella Noventa veniva uccisa dai fratelli Freddy e Deborah Sorgato con la complicità di Manuela Cacco, la tabaccaia di Camponogara, ex amante del ballerino camionista. Oggi la donna potrà uscire dal carcere una volta alla settimana per 4 o 5 ore per andare a fare volontariato. La Cacco, unica del terzetto diabolico ad aver collaborato con gli inquirenti, è stata condannata in via definitiva a 16 anni e 10 mesi per aver partecipato all'organizzazione dell'omicidio e poi alla soppressione del cadavere di Isabella e anche per stalking nei confronti della Noventa e di simulazione di reato. Manuela Cacco la notte del delitto si era anche prestata alla messa in scena camminando nelle piazze di Padova indossando il giubbetto bianco di Isabella e fingendo di essere la donna per depistare le indagini. Manuela Cacco è rinchiusa da 8 anni nel carcere della Giudecca a Venezia. Ha scontato metà della sua pena, uscirà un solo pomeriggio alla settimana. Il suo avvocato però non esclude che più avanti possa anche iniziare a fare delle attività lavorative. La notizia della sua attività di volontariato arriva nel giorno dell'anniversario della morte di Isabella, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Per la famiglia Noventa si tratta di un nuovo dolore. Comunque la Cacco, anche lei ha deciso di uccidere mia sorella insieme agli altri 3, anche se non è stata l'esecutrice materiale, ma comunque lei aveva premeditato assieme agli altri 2 di uccidere mia sorella. Adesso la legge italiana purtroppo è questa e la accettiamo per quello che è, ha collaborato con la giustizia, allora gli hanno tolto 15 anni così, me la troverò in giro per strada, non so come reagirò, ma me ne farò una ragione. Assente dal lavoro per anni un radiologo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza che l'ha accusato di aver messo a segno una truffa. Sentiamo di cosa si tratta. La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato oltre 38.000 euro a un radiologo per una truffa che avrebbe commesso ai danni dell'INPS. Da quanto ricostruito, il tecnico, dipendente di una casa di cura veneziana, era assente dal lavoro da quasi 2 anni, beneficiando del congedo straordinario per assistere la mamma disabile residente al sud. Gli investigatori però hanno scoperto che era una menzogna. Le indagini eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria attraverso pedinamenti, appostamenti, analisi dei tabulati telefonici e dei dati bancari hanno permesso di accertare che il radiologo durante il congedo, anziché aiutare la mamma, continuava a vivere a Venezia frequentando addirittura locali pubblici e continuando a percepire l'indennità sostitutiva dello stipendio. Oltre al sequestro disposto dal GIP di Venezia, il tecnico è stato denunciato per la violazione dell'articolo 640 bis del Codice Penale. Le fiamme gialle interesseranno anche la Corte dei Conti per l'avvio del procedimento per danno erariale relativo alle somme indebitamente percepite. Annunciata quanto attesa, siamo alla pagina politica. Domani al Senato si aprirà la discussione sull'autonomia differenziata, il disegno di legge Calderoli. Si tratta di una prima volta, nessun testo di legge in materia fino ad oggi era arrivato in Parlamento. Non esito a definire il 16 gennaio di quest'anno come una data storica, al pari del 22 ottobre 2017 in cui si è celebrato referendum consultivo nel Veneto, afferma il presidente della regione Zaia, per il quale è stato recuperato il tempo perso. A quanto è dato sapere, domani ci sarà prima un vertice di maggioranza per discutere di LEA. Sono 400 gli emendamenti dell'opposizione. Fiaccolata e presidio regionale dei precari delle poste a Mestre questo pomeriggio contro la privatizzazione dell'ente.
Fiaccolata regionale di protesta con tanto di presidio alle poste di via Torino a Mestre contro la privatizzazione dell'ente già inserita nel DEF dal governo con il ministro Giorgetti che sta valutandone la definizione. La mobilitazione è per rimettere a centro i lavoratori di questa azienda che non vogliono essere svenduti insieme all'operazione della privatizzazione, e la privatizzazione non deve essere quindi un motivo per far cassa e togliere i servizi di qualità che si merita la cittadinanza. 10.000 circa in tutto il Veneto i dipendenti postali, dei quali 3.000 in provincia di Venezia, che in termini di servizi sta già pagando il dazio per una mancata assunzione di almeno 500 postali. Con la privatizzazione si andrebbe a penalizzare specialmente quelle piccole realtà che concentrano tutti i loro movimenti creditizi verso l'ente poste, per non parlare degli uffici chiusi da tempo, i ritardi nelle consegne, le lunghe code agli sportelli, solo per citare alcuni dei disagi già in essere. C'è bisogno di dare risposta alle persone, ai disagiati fuori sede, c'è risposta per le persone che sono part-time involontarie, perché solo così noi possiamo fare in modo di vedere quali sono le reali esigenze di questo territorio e creare un'occupazione stabile e continuativa. Inizierà domattina alle 10:30 la seduta del Consiglio regionale del Veneto con l'ordine del giorno l'esame della proposta di legge popolare sul fine vita promossa dall'associazione Luca Coscioni. Il progetto di legge di iniziativa popolare, per il quale erano state raccolte oltre 9.000 firme in Veneto, riguarda procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. In aula sarà presente anche il presidente Zaia, favorevole al provvedimento che ha spaccato in due gruppi consigliari della Lega e della lista Zaia. Più in generale l'intera assemblea ad apparire divisa su una legge che domani andrà alla conta dei voti per l'approvazione o la bocciatura. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta da domani con l'apertura del sito attraverso il quale prenotarsi. Parte ufficialmente la fase sperimentale del contributo d'accesso per Venezia. Ancora poche ore e il sito cda.ve.it sarà online. Messa così potrà non dire molto, ma attorno all'apertura di questo sito si sono consumati 5 anni di dibattiti e polemiche. È il sito per cui dovranno obbligatoriamente passare tutti coloro che intendono visitare Venezia nei 29 giorni in cui sarà in vigore il contributo d'accesso nel 2024. Esclusi i residenti nel territorio comunale, per quei giorni da domani si potrà, anzi si dovrà, accedere al sito in ogni caso per ottenere il QR code, sia che si debbano pagare i famosi 5 euro, sia che non li si debbano pagare, come ad esempio nel caso dei veneti. In ogni caso il codice per girare bisognerà averlo. Il primo giorno di contributo d'accesso sarà il 25 aprile, festa della Liberazione e di San Marco, già coscienti che si tratterà di una fase di sperimentazione per capire cosa funziona e cosa non funziona e per migliorare. Si avvicina la giornata della memoria per ricordare la Shoah ed oggi sono state posate 26 pietre d'inciampo a Mestre e Venezia. 26 pietre d'inciampo a Venezia e terraferma, posizionate tra oggi e domani, portando a 185 il numero delle Stolperstein collocate in città. La cerimonia, giunta all'11ª edizione, è stata scandita dai minuti di silenzio e raccoglimento davanti alle abitazioni che furono l'ultima dimora dei concittadini veneziani prima della deportazione. Poi una rosa rossa accanto alle pietre appena deposte. È un grande momento di comunità perché ci stringiamo attorno al ricordo, alla memoria di tutti i nostri concittadini deportati nei campi di sterminio. È un momento importante, un'occasione di riflessione, di inciampo emotivo rispetto a quello che è stata la tragica realtà e l'orrore dei campi di sterminio nazisti. L'itinerario è iniziato in mattinata a Venezia, in Sestiere Castello, per arrivare in Campo del Ghetto Novo, in Sestiere Canareggio. Nel pomeriggio è continuato a Mestre e Favaro. A rendere omaggio alla memoria dei veneziani è stato anche l'artista tedesco ideatore delle pietre che 11 anni fa partecipò alla prima posa d'inciampo a Venezia, ricordando anche che le pietre sono presenti in 31 paesi europei. Hanno partecipato anche stamattina tanti giovani, questo è senz'altro positivo. Abbiamo invitato
invitato anche la consulta provinciale degli studenti, perché poi dopo di noi dovranno loro continuare questi percorsi di memoria, e credo che in un particolare momento storico come quello che stiamo vivendo sia davvero importante far partire messaggi di fratellanza, di rispetto, di condivisione e soprattutto di pace. Ci impegniamo noi a essere sempre presenti e a postare ai nostri compagni di scuola o nelle scuole di tutta la provincia questo messaggio, anche in collaborazione con tutte le associazioni, per diffondere la memoria nelle generazioni che verranno, noi in primis. Saverio Pastor, decano dell'Arte dei Remieri e veneziano dell'anno 2023 dell'Associazione Sette Mari, la cerimonia di premiazione alla Fenice. Per aver promosso con ammirevole dedizione la salvaguardia delle tradizioni lagunari più autentiche. Comincia così la motivazione che ha conferito a Saverio Pastor il titolo di veneziano dell'anno 2023. Un premio attraverso il quale in fondo si omaggiano anche tutti quegli artisti e artigiani che con la loro opera mantengono viva un'essenza importante di Venezia e venezianità. Decano dell'Arte dei Remieri, da quasi mezzo secolo Saverio Pastor realizza remi, alberi e forcole. La Regione Veneto lo ha nominato maestro artigiano ed è solo uno dei riconoscimenti ottenuti a livello internazionale. Riconoscimenti che per la categoria forse sono tanti quanti i problemi che affliggono il settore. Non solo svolgere certi mestieri diventa sempre più difficile e diminuisce il numero di chi li pratica, ma, come ha ricordato lo stesso Pastor, occorre anche dare spazio alle remiere, alla loro mobilità sostenibile, perché Venezia conservi quel connubio di moderno e antico che ne caratterizza la storia. Il 2024 sarà scandito a Venezia dalle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo. I primi a ricordare l'illustre concittadino sono stati i giovani studenti di alcune scuole tra Venezia e Mestre. 550 bambini di Venezia e Marghera, appartenenti a 30 classi di 8 istituti, sono stati i primi a ricordare l'anniversario dei 7 secoli dalla scomparsa di Marco Polo. Aspettando Marco Polo 700 è un'iniziativa realizzata dall'Associazione di Volontariato Venezia Pesce di Pace. In Strada Nuova, a fare da cornice ad una statua in cartapesta di Marco Polo, 200 disegni sul tema dei bambini sono stati esposti in quasi 50 tra esercizi pubblici e commerciali. In Piazzale Municipio a Marghera, accompagnati da insegnanti, genitori e dal sindaco, 350 bambini hanno tagliato il nastro augurale della mostra dedicata al loro famoso concittadino. È un modo per far conoscere ai più piccoli un importante personaggio storico veneziano, ha spiegato Nadia De Lazzari, responsabile dell'associazione di volontariato che a Istanbul ha gettato le basi per l'organizzazione di ulteriori progetti per ricordare Marco Polo tra le due città. L'illustre veneziano è passato di qui quando la città si chiamava ancora Costantinopoli, come ricorda l'accademico turco Ilden Ortaili. Vicino dell'Hagia Sofia era una casa che si chiamava Casa con Leone San Marco. Ed è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il Piccolo Scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica ancora stabile sul nostro territorio, tempo buono. Il dettaglio di martedì 16 gennaio. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche tratto di nuvolosità medio-alta e qualche nube al mattino, ma insomma sarà ampiamente soleggiato. Le temperature saranno in locale variazione, minime sotto zero, 1 grado solo nel veneziano, massime tra 6 e 8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Su tutta la regione il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, tanto sole comunque su tutte le province. Temperature minime tra -1 e 2 gradi, massime sui 6-9 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato, con qualche nube alta in transito, in intensificazione a partire dalla sera. Temperature minime tra -4 e -1 grado, massime sui 5-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.
Il piccolo scavo è specializzato nella realizzazione di impianti fognari, sottoservizi per utenze e adeguamento fognario alla rete consortile.